Siamo in compagnia di Matteo D'Aste, avvocato in San Francisco. Abbiamo raggiunto Matteo via Skype perché è un osservatore preferenziale per quanto riguarda l'internazionalizzazione delle nostre imprese italiane, poiché è cofondatore di un'associazione, Baia, che ha proprio questo ruolo, quello di facilitare l'accesso delle imprese italiane alla Silicon Valley. Matteo, vuoi raccontarci le tue esperienze in qualità di consulente di imprese italiane e venete? Sì, certo, innanzitutto appunto ti ringrazio per l'opportunità di discutere questi argomenti che sono di grande interesse, penso sia dal versante italiano, ma che per noi che viviamo qua, che assistiamo a questi flussi di transito di aziende e imprenditori. A livello sia professionale che attraverso la mia attività in Baia, assisto a due tipi di fenomeni che stanno avvenendo in questo periodo. Da un punto di vista delle aziende, delle start-up tecnologiche, c'è un flusso sempre più sostenuto di, tra virgolette, immigrazione di talento e di imprenditori dall'Italia alla Silicon Valley. In parallelo, lo stesso sta avvenendo anche, però con aziende di piccole e medie dimensioni, settori più tradizionali, che non sono necessariamente la tecnologia, ma sono settori nei quali appunto le aziende italiane hanno punte d'eccellenza. E qui mi riferisco per esempio a settori industriali tipo macchine industriali, attrezzature mediche, specialistiche, prodotti di lusso e via dicendo. La matrice comune è che anche in questi settori tra virgolette più tradizionali si sta assistendo a una migrazione di aziende all'interno degli Stati Uniti. I due fenomeni però sono diversi nella loro forma. Per quanto riguarda le startups, stiamo parlando di aziende che vengono fondate appunto da imprenditori in Italia, magari raccolgono anche, non so, fondi da investitori italiani, non so, non mai, di solito mai oltre il milione di euro, diciamo. Con questo capitale iniziale riescono ad avviare le proprie attività e magari costruire un prodotto, un servizio, un software iniziale. Però poi alla realtà dei fatti nel settore principalmente parliamo di internet, software, tecnologico in generale, le grosse aziende che poi possono, sia da una parte i mercati di riferimento e anche le grosse aziende che poi possono usufruire di queste tecnologie, inglobandole nella loro gamma di prodotti e di servizi, sono aziende tipicamente americane, no? Per cui lo sbocco naturale per questo tipo di attività è quello di venire qua in California, negli Stati Uniti, e o puntare a un ingresso vero e proprio sul mercato, che molto spesso necessita di un partner in loco attraverso il quale appoggiarsi, visti anche proprio le complessità e i costi di entrare in un mercato nuovo e complesso come questo, o vengono qua cercando direttamente di raccogliere ulteriori capitali per poi giocarsi la propria partita come le altre start-up americane. Secondo me è un processo che continuerà, dato appunto che le grosse aziende che fungono da traino, no, al ciclo di innovazione di M&A sono aziende americane, no, che innovano acquistando tecnologia già sviluppata. Raramente innovano internamente, no? Per cui un tempo guardavano solamente nel proprio orticello nella Silicon Valley, adesso guardano su scala globale a nuove tecnologie e allo stesso tempo le nuove tecnologie delle start-ups vengono qua per farsi notare maggiormente, no? Quindi c'è un connubio di questi due fenomeni che aumenta il flusso dell'attività di M&A tra startups non americane e public companies americane. In questa fase un ruolo fondamentale è svolto dal networking, ossia dall'allacciare le relazioni, governare i rapporti di interazione ai fini sicuramente del fundraising, cioè della ricerca di finanziamenti per le proprie imprese, ma anche e soprattutto per lo scambio di conoscenze. A tal proposito mi viene in mente quello che disse Fred Terman, il padre della Silicon Valley, che realizzò il modello Silicon Valley negli anni 30 proprio in funzione delle sue capacità relazionali. Lui disse, a proposito del networking, se noi facciamo uno scambio ed io ho una mela e tu hai una mela, dopo lo scambio io continuerò ad avere una mela e tu una mela. A proposito delle conoscenze invece uno scambio arricchisce entrambi, perché se io ho un'idea e tu hai un'idea, dopo un scambio io ho due idee e tu hai due idee. Certo, assolutamente, è fondamentale in quanto indipendentemente dalla matrice della startup, il networking è la linfa collante che unisce l'ecosistema della Silicon Valley, no? Perché trattandosi di un ecosistema popolato sostanzialmente da soggetti che vengono da fuori, no? Che non hanno radici profonde nel territorio, ma c'è molta mobilità, quindi vanno ad assumere maggiore rilevanza occasioni di networking estemporaneo piuttosto che reti già presenti nel corso del tempo e consolidate, no? Un tipo di contatti sociali già preesistenti nel tempo. E ovviamente la rete ha delle efficienze, no? Perché ti permette di filtrare i soggetti che partecipano all'ecosistema. E quindi nella Silicon Valley ha molta importanza, viene utilizzato, il concetto di rete viene utilizzato sempre
da imprenditori, investitori, ricercatori e via dicendo, aziende, managers, per entrare in contatto tra di loro e appunto esplorare attività di business, no? Un'ultima battuta, no? Per le startup il networking vuol dire cercare di raggiungere managers di aziende grandi che potrebbero essere interessate alla loro tecnologia, oppure investitori interessati a investire. Per grossi aziende vuol dire conoscere quali sono i nuovi imprenditori, quali sono i prodotti e servizi innovativi. Per gli accademici vuol dire uscire dalla torre d'avorio e confrontarsi, no, col mercato e vedere in che direzione gli imprenditori e gli investitori stanno andando. No? Quindi il networking è sicuramente fondamentale, specialmente per chi viene da fuori, è doppiamente importante perché bene o male chi sta qui comunque tende nel tempo a costruire le proprie reti. Chi viene da fuori non ha contatti, anche se diciamo ultimamente con l'avvento del social internet è più facile cominciare a imbastire qualche contatto da lontano, però resta comunque fondamentale avere una serie di rapporti personali. Ed è qui che un po'... Poi Bayer, per esempio, come altre associazioni, svolge un ruolo importante e utile per questo tipo di nuova immigrazione italiana nella Bay Area. Per quanto riguarda invece le aziende più mature, c'è un altro fenomeno interessante che sta avvenendo in questo periodo. Parliamo di aziende tradizionali dove l'Italia ha delle punte d'eccellenza. Queste aziende, da quello che vedo io, tendono comunque a essere aziende di piccole e medie dimensioni, controllate da famiglie. Magari stiamo parlando di seconda o terza generazione, no? Però sono comunque aziende a conduzione familiare, che però, essendo molto di nicchia, hanno un mercato non solamente italiano-europeo, ma anche un mercato internazionale. E gli Stati Uniti tendono ad essere un mercato importante per molti di questi prodotti. Quello che sta avvenendo, anche parlando con imprenditori di queste aziende, è che i mercati europei tendono a essere in questo periodo più statici e anche relativamente saturati. Da una parte c'è la necessità a crescere e dall'altra parte quasi l'obbligo a crescere per non sparire sostanzialmente. E quindi queste aziende si stanno volente o nolente internazionalizzando anche loro. Però in maniera diversa, piuttosto che affidarsi a networks, tendono a crescere in maniera organica, magari affidandosi direttamente a operazioni di acquisizione magari di altre aziende americane, no? Quindi entrando direttamente sul mercato attraverso una fusione o un'acquisizione di un'azienda americana che poi funge da filiale all'interno degli Stati Uniti o rafforza la filiale già esistente che magari era gestita da personale inviato dall'Italia, però senza quel tipo di contatti, di networks già preesistenti sul territorio. No? Quindi invece acquisendo aziende già esistenti americane, automaticamente si ereditano i networks e i contatti di business che queste aziende hanno sviluppato negli anni. In entrambi i casi è comunque un fenomeno di internazionalizzazione dell'impresa.